Aiuti concreti per le attività di Rapallo colpite dalla mareggiata. Tra le idee emerse dall'incontro all'Hotel Italia, quella di poter ottenere le agevolazioni attuate per i terremotati del centro Italia. Dal 25 febbraio primi cantieri a Santa Maria del Campo per l'area gioco destinata alla frazione rapallese, l'opera realizzata da Comune e Parrocchia con l'aiuto di tanti benefattori. Una formazione in 3 tappe per i catechisti. A febbraio un incontro comunitario e 2 laboratori. Li propone la diocesi per favorire il confronto. Domani la conferenza di Don Zanchi. 18 progetti per il rilancio della Val Fontana Buona sono quelli realizzati dagli studenti di architettura dell'Università di Genova, presentati questa mattina alla Società Economica di Chiavari. Buongiorno a tutti, bentornati a Altiguglio. Oggi l'incontro dedicato alle aziende di Rapallo colpite dalla mareggiata di fine ottobre sembra aver centrato l'obiettivo. Una quarantina le imprese presenti, spiega l'organizzatrice Nadia Molinaris, e soprattutto almeno 4 aiuti concreti messi a disposizione. Tra questi l'idea di poter applicare le agevolazioni ottenute dai terremotati del centro Italia. Sentiamo. Quali sono i punti più concreti emersi durante l'incontro per le aziende danneggiate? Intanto risparmio sulla tassa di suolo pubblico permanente per quanto riguarda il comune di Rapallo del 75%. Sono stati allungati i tempi in quanto scadeva il 31 di gennaio, ovvero oggi, fino ad aprile per avere la possibilità di accedere a questo sconto. Un secondo punto interessante sono i 180 euro più 180, quindi con un totale di 360 messi a disposizione dalla Rinaldi Petroli per una scontistica sulle utenze per 6 mesi a tutte le attività danneggiate, senza alcun fine di contratto, in quanto dopo i 6 mesi uno può tornare tranquillamente alle proprie utenze. Un terzo punto, la dottoressa Zappaterra, che si è messa a disposizione anche lei con le sue competenze nell'assunzione di personale che può servire per la stagione che arriva. Ci sono altre aziende che hanno dato una mano per aiutare le imprese in maniera concreta? Quello che è saltato fuori, e devo dire che forse non so neanche se è stato capito questo grande aiuto che è saltato fuori, è arrivato dall'amministratore delegato della HD Finanza, il dottor Eraldo Stefano Menconi, con un'esperienza alle spalle in quanto lui era operativo nelle Marche nel periodo del terremoto. Ha offerto il suo tempo, essere il portavoce direttamente là negli uffici preposti, quindi a Roma, per ottenere le stesse identiche agevolazioni che hanno ottenuto le zone terremotate. E faccio un esempio: la moratoria dei mutui, la sospensione delle imposte per un certo periodo, le agevolazioni che non costano nulla né allo Stato né alle banche e che sono già state testate in quell'occasione e quindi fattibili anche da noi. Ove non fosse accolta questa istanza, è disponibile andare direttamente presso l'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, quindi non è una banca ma è l'associazione di tutte le banche italiane, e ottenere in merito appunto alla moratoria dei mutui dei fondi agevolati direttamente dall'ABI. Un'altra cosa che potrebbe fare per noi è accedere a garanzie del Mediocredito Centrale per ottenere fino a un 80% di finanziamenti finalizzati appunto alle ristrutturazioni. Rimaniamo a Rapallo. Da anni la frazione di Santa Maria del Campo attende un'area dove consentire ai giovani e alle famiglie il gioco e la socializzazione. Il progetto è suddiviso in 2 parti. La prima, a carico del comune, sta per partire. Nel frattempo la parrocchia prosegue la raccolta fondi che consentirà di ultimare l'opera. Sentiamo. A Santa Maria del Campo, frazione di Rapallo, sta per aprirsi il cantiere di un'opera attesa da anni, un'area giochi per bambini e ragazzi. Dal prossimo 25 febbraio dovrebbero partire gli interventi del primo lotto a carico del comune. Si tratta di un intervento che si articola in 2 parti. La prima, che sarà realizzata dall'amministrazione comunale, che partirà appunto il 25 di febbraio, e questo intervento prevede la realizzazione di un'area giochi per bambini. La seconda fase, realizzata invece dalla parrocchia, prevede la realizzazione di un campetto di calcio
che siamo certi troverà l'apprezzamento e il gradimento non solo della comunità di Santa Maria, ma dell'intera città. L'opera andrà a bonificare un'area oggi sovrastata da sterpaglie e sarà accessibile sia dalla chiesa parrocchiale sia dalla strada. È accessibile dal piazzale antistante la chiesa, ma anche dalla via che collega San Martino di Noceto, quindi avrà due accessi, sarà fruibile dai disabili, perché avrà appunto percorsi agevolati appunto anche per i disabili, mentre nella parte alle spalle troviamo come diceva prima il sindaco, una zona campetto dedicata appunto al calcio, campo polivalente, che invece sarà realizzata dalla parrocchia, quindi sarà un campo regolamentare a 7 con sotto gli spogliatoi. Per la parte di competenza della parrocchia sono da tempo attivi gruppi di volontari che promuovono iniziative di raccolta fondi e hanno attivato anche un IBAN bancario attraverso il quale si possono raccogliere offerte. La parrocchia sta crescendo, in questi anni anche i bambini sono aumentati, solo qui intorno a quest'area sono le opere parrocchiali e i bambini sono circa 150 che partecipano e quindi tante famiglie giovani. E quindi quest'opera sicuramente è da anni attesa e c'è entusiasmo, c'è attesa, e quindi voglio dire grazie per questo intervento che il sindaco con la sua amministrazione ha preso a cuore e tra poco finalmente inizierà. E poi voglio anche ringraziare tutte quelle persone della comunità che in questi mesi, anche con sacrifici, hanno dato offerte, sono intervenute per poter iniziare anche poi l'altra parte che riguarda più la parrocchia, che è il campo da calcio per i ragazzi. Siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi. Oggi ti racconto Gesù è il titolo del percorso di formazione organizzato per tutti i catechisti della diocesi. Non solo ascolto dunque, ma anche spazi di confronto sui problemi e sul futuro della catechesi. Si parte domani, 1° febbraio, l'intervista. Una formazione in 3 tappe, un incontro comunitario e, novità di quest'anno, 2 laboratori curati dall'equipe catechistica diocesana. Cambia format l'appuntamento annuale dei catechisti che da tempo chiedevano uno spazio più ampio di riflessione e ascolto. Si parte il 1° febbraio. In casa Marchesani a Chiavari il teologo Don Giuliano Zanchi affronterà il tema Oggi ti racconto Gesù. Da una parte le difficoltà del fare catechesi oggi, dall'altra uno sguardo sul futuro. Il titolo è Ti racconto Gesù oggi, la bellezza proprio di questo incontro con la persona di Gesù e sullo stile del racconto, non della scuola, non della nozione, non del sapere la cosa, pur mantenendo il fatto che è anche dottrina, ma è dottrina la persona di Gesù, insegna la persona di Gesù. La preghiera nasce, per esempio anche il Padre Nostro, la preghiera, che è una preghiera istituzionale, l'unica di Gesù, però nasce dalla curiosità dei discepoli che vedono Gesù pregare, da quella bellezza lì. È un po' questo quello che vogliamo provare a trasmettere e su cui confrontarci con i catechisti. Dopodiché i laboratori, il primo l'8 febbraio al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari, il tema Come ti racconto Gesù. Noi ci vedremo come equipe catechistica tra i 2 incontri per provare sulla base di quello che abbiamo ascoltato un laboratorio proprio che possa approfondire, forse anche porre qualche passo concreto da fare nelle nostre parrocchie. Il secondo incontro sarà il 22 febbraio, è la novità di quest'anno, uno spazio dedicato esclusivamente ai giovani tra i 15 e i 25 anni. Alla Casa della Gioventù di Rapallo i ragazzi saranno chiamati a raccontarsi. Perché fanno il catechismo, perché hanno fatto la scelta da giovani e un po' che ci raccontino nei gruppetti come lo fanno, si sentono protagonisti, no, vorrebbero qualcosa di più, un tempo dedicato a loro. Questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Marziano di Carasco si terrà la veglia per la vita. Il momento di preghiera sarà presieduto dal Vescovo che al termine della celebrazione impartirà la benedizione a tutte le mamme in attesa. La parrocchia di Santa Maria e San Biagio di Bacezza a Chiavari si appresta a celebrare la festa della Madonna dell'Ulivo. Domani alle 17 al santuario i bambini e le famiglie offriranno i fiori a Maria, seguirà la celebrazione eucaristica. Sabato, ricordo del ritrovamento del quadro della Madonna dell'Ulivo, le messe alle ore 9, quella presieduta dal Vescovo diocesano, poi alle 11, alle 16 la preghiera del Rosario e l'adorazione, alle 17 l'ultima messa celebrata dal parroco.
Cambiamo tema, parliamo di 18 progetti presentati per rilanciare il territorio della Val Fontana Buona e sono quelli elaborati dagli studenti del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università di Genova, una sessantina. I ragazzi che questa mattina hanno presentato il proprio lavoro alla Società Economica di Chiavari. Siamo andati a vedere. Una funivia che collega il santuario di Montallegro con Correglia Ligure, un parco fluviale e un'oasi faunistica in diversi punti del torrente Lavagna e ancora un penitenziario ad Orero. Sono alcune delle idee trasformate in progetti dagli studenti del corso di laurea magistrale in architettura dell'Università di Genova. Una sessantina i ragazzi che hanno presentato 18 elaborati nel corso di una giornata di studi ospitata dalla Società Economica di Chiavari. A legare il lavoro svolto i temi del miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo economico e la cura di un territorio, quello della Fontana Buona, in grado di esprimere grandi potenzialità. Prendono spunto da questo territorio per ripensare ad una qualità degli spazi urbani che manca molto in Fontana Buona, per pensare a come riutilizzare questo grande patrimonio di aree industriali dismesse, ma anche per riabitare i versanti, per riportare le persone sui versanti in queste condizioni climaticamente favorevoli, ma dove oggi esistono poche possibilità di insediamento. I giovani possono dare quel qualcosa in più che a volte non ci si aspetta. Ma io credo appunto che il giovane si trovi forse di fronte a un ambiente resettato nel quale immagina. Ecco, noi tante volte siamo portati a vedere le cose già nel senso che abbiamo trovato. Quindi io spero molto in idee e soprattutto spero molto che ci siano delle persone interessate a queste idee che possano magari anche finanziarle. In queste idee c'è un futuro, il futuro di un territorio che ha bisogno di credere nelle sue potenzialità. Certo, ha bisogno di credere nelle sue potenzialità, ma soprattutto, come io dico ormai da tantissimo tempo, noi dobbiamo sempre di più avvicinare l'entroterra al mare e il mare all'entroterra. Ma non solo, noi dobbiamo cercare di dare vitalità alle giovani leve e questo è il momento clou che dobbiamo farlo e dovremmo farlo anche su tante altre cose. Il 9 febbraio i ragazzi del corso per operatore di impianti termoidraulici dell'Ente Format di Chiavari partiranno alla volta dell'Irlanda per un viaggio di istruzione e formazione professionale. La meta è Cork. Qui gli studenti al mattino frequenteranno lezioni di lingua inglese, al pomeriggio svolgeranno visite in aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili e sostenibili in ambito termoidraulico. I ragazzi saranno ospitati in alcune famiglie. Il progetto rientra nelle ore curriculari e finanziato dal progetto Erasmus+. Gli accompagnatori saranno i professori Fiorenzo Marsiglia e Sonia Strombolo. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei quotidiani, in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con gli altri servizi. Sbarco con trappola, Avvenire titola sulla Sea-Watch dirottata a Catania, Diciotti dal governo una memoria per condividere la posizione di Salvini e poi la strategia della tensione, il commento e l'articolo di fondo di Marco Tarquinio, la politica e gli ostaggi. La mediazione sui negozi, apertura in 26 domeniche alla Camera verso un nuovo testo in commissione, nelle festività 12 chiusure saranno obbligatorie e poi già 5.000 le domande presentate, pensione a quota 100, fuga verso la famosa finestra. Sulla Brexit l'Unione Europea chiude alla trattativa a Londra le preoccupazioni per l'Irlanda del Nord. Oggi l'inserto è vita bioetica, titola aborto tardivo shock in 20 stati americani e dopo l'invito del Papa educazione sessuale ecco dove si fa bene. E a questo punto invece la prima pagina del secolo XIX, controlli addomesticati su 5 viadotti, sotto accusa 12 tecnici, ancora un'inchiesta per autostrade Spea, 3 ponti in Liguria, gli altri tra Abruzzo e Puglia. Il procuratore di Genova Cozzi, esiti alterati forse per non fermare i tir più pesanti. E poi c'è un retroscena sulla vicenda Carige, ci sarebbe un patto mancato tra Malacalza e Benetton. Conte scopre la recessione, gli industriali basta odio, il premier anticipa l'Istat, nuova frenata del PIL. Il commento di Alberto Mingardi, perché in Europa restiamo i più fragili.
Quagliarella, 36 anni da record, il mondo dello sport lo festeggia, soprattutto quest'anno quando va in gol ogni partita. E poi dal nostro territorio una denuncia a Lavagna, aveva in cantina 2 tele rubate del 600, mareggiata, Rapallo protesta, relitti ancora da rimuovere, vediamo nella pagina del Levante, conto salato per le imprese per la mareggiata, togliere le barche e attivare i fondi, riunione affollata all'Hotel Italia e Lido, 60 milioni di danni e c'è chi è ancora in attesa di aiuti promessi nel 2010. Rassicura il sindaco di Rapallo Bagnasco, in arrivo soldi dal governo anche per sostenere i privati, suolo pubblico 3 anni di riduzione del 75% fino a un massimo di 1.200 euro. E ancora dal secolo XIX, studenti in piazza per difendere il liceo artistico Luzzati, ragazzi in delegazione a Genova dai vertici della città metropolitana, il linguistico potrebbe sottrarre spazi. La prossima settimana sarà promossa una manifestazione estesa anche ad altre scuole. E ora la linea passa ai colleghi del Cittadino di Genova. Il Cittadino di questa settimana dedica ampio spazio ai commenti e alla cronaca sui giorni della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama. L'adesso di Dio, così il Papa ha definito i giovani della GMG, il racconto della veglia vissuta insieme in seminario dai giovani genovesi collegati con Panama. Spazio poi a un importante documento della Chiesa genovese realizzato da Caritas e Migrantes sull'accoglienza dei migranti. Questione di rispetto e verità, il titolo in prima pagina, per non essere vittime di ingannevoli strumentalizzazioni circa la presenza degli immigrati in Italia. Il testo integrale è riportato all'interno del giornale ed è scaricabile sui siti diocesani. Infine la cronaca sulle iniziative di preghiera a Genova nella settimana ecumenica e i prossimi appuntamenti previsti in diocesi. In particolare ricordiamo la veglia per la vita di venerdì 1 febbraio a San Teodoro e la messa per la vita consacrata sabato 2 febbraio in cattedrale. Altre notizie sulla Chiesa e sulla città all'interno del giornale e sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. Andiamo subito in redazione per gli ultimi aggiornamenti, c'è Andrea Capitani. Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca, un aggiornamento perché si sono concluse intorno alle 11:30 questa mattina le operazioni di rimozione del residuato bellico recuperato nei giorni scorsi nello specchio di mare antistante il porto di Sestri Levante. A trovarlo impigliato in alcune reti un pescatore durante una battuta di pesca. Si trattava di un proiettile risalente alla Seconda Guerra Mondiale della lunghezza di 40 cm e del diametro di 20 cm. Sul posto hanno operato gli artificieri dell'esercito che hanno messo in sicurezza l'ordigno che, seppur con poca carica, era ancora armato, dotato di spolletta. Lo hanno caricato a bordo di un mezzo e trasportato in una cava di Sestri Ponente dove verrà fatto brillare in giornata. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10, sono state coadiuvate dagli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale di Sestri Levante. L'area interessata dalle operazioni sulla banchina del porto è stata interdetta all'accesso fino al completamento del lavoro che si è concluso, come dicevamo, intorno alle 11:30. È tutta, te la linea. Bene, grazie. Noi affrontiamo un tema culturale. I grandi autori moderni di racconti saranno protagonisti di un ciclo di conferenze organizzate dalla Biblioteca della Società Economica di Chiavari. Da Chekhov a Pirandello, da Kafka a Calvino, passando per Buzzati, Hemingway, Singer e O'Connor, si concentrerà l'attenzione sulla difficile arte della brevità. Il primo incontro domani alle 17:30, l'intervista. Quanto è importante oggi imparare l'arte della brevità? Io mi riferisco a un genere che penso sia abbastanza sottovalutato, cioè quello del racconto e del racconto breve in particolare. Così come purtroppo tanti pensano che scrivere poesie significhi andare a capo prima, così molti pensano che scrivono racconti quelli che non hanno, come dire, abbastanza forza per inventare la trama di un romanzo. Ma non è così. L'arte della brevità è l'arte della concentrazione dei temi, della sostanza narrativa. Che autori affronterete? Cominciamo da Chekhov e siamo a quello che forse è il maestro di tutto il Novecento riguardo ai racconti brevi in particolare, e arriviamo fino a Buzzati, Calvino Buzzati, quindi siamo su un versante novecentesco. Passeremo attraverso Hemingway, Pirandello e altri nomi molto noti. Forse il meno noto è Flannery O'Connor, perché in Italia non ha ancora
ha avuto la fortuna di lettori che meriterebbe, e ci attestiamo così sulla seconda metà, arriviamo fino alla seconda metà del Novecento. Il ciclo è aperto a tutti, si parte domani, venerdì 1 febbraio, ricordiamo dove e gli orari. Sempre di venerdì, sempre alle 17:30, sempre nella sala presidenziale della Società Economica. Incominciamo domani e finiremo, a Dio piacendo, a metà giugno. Concludiamo con una notizia di servizio. È stata prolungata sino alla fine di febbraio la chiusura alla circolazione veicolare di Viale Maggiocco a Rapallo, nel tratto compreso tra via Ferraretto e il sottovia Ferroviario. L'area è interessata dal cantiere per la posa di una nuova tubatura dell'acquedotto e dunque la sostituzione dell'esistente condotta fognaria. Era l'ultima notizia del telegiornale, l'appuntamento torna questa sera alle 19:15. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.